È una situazione importantissima che nei fatti, nel lavoro quotidiano, sta raggiungendo risultati importanti non solo da quello che le strutture sociosanitarie e sanitarie ci informano, ma soprattutto con il centro sollievo, ma soprattutto da testimonianze delle famiglie, i risultati che le stesse famiglie ci raccontano per i loro cari affetti da questa malattia. L'Alzheimer non è solo una malattia, è una sfida che tocca le famiglie, le relazioni, la dignità delle persone e serate come queste servono assolutamente per non solo integrare e rendere consapevole la società di questa malattia, ma soprattutto per stimolare tutti a fare la nostra parte, dalle istituzioni alla cittadinanza e alla comunità tutta. Il Centro Sollievo e l'Associazione Alzheimer di Pieve di Sacco è un esempio che portiamo con grande orgoglio nel Padovano, ma anche nel Veneto, e di un'esperienza assolutamente positiva, soprattutto efficace, ma soprattutto possiamo dire che ci rende orgogliosi per quello che otteniamo che viviamo nei racconti, nelle frasi dei familiari e delle persone affette quando li incontriamo. Questo è il più grande risultato che una comunità può raggiungere e l'istituzione di questo deve essere fiera. La Regione Veneto sarà sempre al fianco e a sostegno di queste grandi realtà. 12 settembre è un grande evento. Sì, un grande evento emozionale per tutti. È una serata informativa perché ci saranno dei medici del mio ospedale dove io ho lavorato e a cui ci tengo molto, e che daranno delle pillole molto interessanti per le persone, perché ci sarà la dottoressa Deborah Toffanello che è il direttore del distretto, ma ci sarà anche il dottor Borsato che lei è del Parkinson, lui è del Parkinson e lei invece è del centro di decadimento, dunque Alzheimer. Sono due patologie che tante volte vanno in concomitanza. Io ho persone che hanno sia l'uno che l'altro assieme, per cui è importante queste due cose, che soprattutto i cittadini vengano informati, perché solitamente fanno un sacco di convegni per gli addetti ai lavori, ma le persone semplici non vengono informate. Per questo 20 anni fa ho ideato la prima serata mondiale, perché ho detto, ok, io vado ai convegni, però le persone semplici dove vanno? Da nessuna parte. Dunque una serata di sensibilizzazione, di informazioni impreziosita da bravi musicisti, artisti, tra cui Katia Ricciarelli, Serena Viel e Silvia Boian. in due parole, centri sollievo e caffè Alzheimer. I centri sollievo sono questo luogo di incontro in cui tutti tengono i malati di demenze, di deterioramento cognitivo, adesso si deve dire, e con varie attività ludico-ricreative, eccetera, eccetera, li intrattengono e stimolano la memoria. Il caffè Alzheimer invece è un'altra cosa che noi abbiamo sempre fatto, che invece è solo per i familiari, per portarli man mano, condurli verso l'accoglienza di questa malattia e non solo, anche nel poi.